Salve amici, eccoci qua con il nuovo oroscopo, o meglio, le previsioni segno per segno per quanto riguarda la settimana dal 24 agosto al 30 agosto 2020. Quindi prima di iniziare voglio sempre ricordare che questo è un servizio offerto dal sottoscritto Cleo, operatore di scienze esoteriche e nonché ricercatore. Mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore in 35 giorni per coloro che vogliono un avvicinamento del proprio uomo, del proprio amante, della propria compagna, della propria moglie che è andato via. Posso operare in questo settore, ok? Allora, voi intanto se volete visitare il mio forum, vedete che sotto a questo video trovate il link, basta cliccarci sopra e potete visitare il mio blog dove potete verificare le tante testimonianze e recensioni che ci sono e tutti i lavori andati a buon fine. Va bene, detto questo andiamo con la lettura, o meglio la previsione dell'oroscopo della settimana che va dal 24 al 30 agosto 2020. Iniziamo con il segno dell'Ariete e per fare ciò andiamo alla schermata. Eccoci qua, diamo una mischiatina alle carte per verificare effettivamente cosa dicono le carte per voi del segno dell'Ariete. Andiamo a vedere. Logicamente abbiamo la lettura per quanto riguarda l'amore, ed è questa qui, e poi abbiamo la lettura del lavoro. Partiamo con l'amore, va bene? L'amore, eccoci qua. Allora, amore. Le carte vi dicono che è probabile che in questa settimana il vostro umore non sarà al massimo, quindi sarete un pochettino confuso col cervello, quindi non avrete una grande voglia di esprimervi e comunicare con la persona che avete al vostro fianco. È chiaro? Vedete? Questa è la carta, facciamo vedere. Vedete? Privazione, quindi vi private di questo pregio. Forse il motivo però è legato al fatto che all'interno della relazione le cose non vanno bene e non riuscite ad affrontare i problemi. Troppe paure, meglio lasciare per un attimo da parte i timori e pensieri, ok? Quindi cercate di rilassarvi, cercate di riprendere in mano il vostro cammino in questa settimana. Andiamo per il lavoro invece. Per il lavoro energie non troppo alte anche sul posto di lavoro, quindi anche sul lavoro se siete ammosciate, è chiaro. Se state attraversando questo periodo no, è un po' per tutto. Ci saranno conquiste dei giorni in cui potete rifarvi, però, quindi la sicurezza ci sta, vedete, ci sono i giorni più favorevoli. Eccoli qua. Quindi dovete però impegnarvi abbastanza, ma si sa che questo è sempre necessario per ottenere dei buoni risultati, ok? Quindi cercate di organizzarvi voi dell'Ariete, cercate di iniziare questa settimana già dall'inizio in modo un po' più positivi per creare la settimana favorevole. Sono stato chiaro? Perfetto. Allora, adesso invece andiamo con il prossimo segno, la prossima lettura. Vediamo subito. Allora, andiamo con il Toro. Vediamo voi del Toro cosa
cosa state attraversando, vediamo cosa dicono le carte, perché amici questo oroscopo che io ogni settimana vado diciamo a elencare per tutti quanti segno per segno, è un oroscopo che io vado a fare una lettura di carte che vale tutta la settimana per quanto riguarda il segno per segno, quindi è una cosa veritiera, non è una cosa che si scrive tanto per scrivere, tutti vanno a leggere, poi a chi si è visto si è visto. Qua noi andiamo a leggere le carte, adesso vedete, sto aprendo le carte per il segno del Toro, per voi del segno del Toro, e andiamo a vedere cosa dicono per voi del Toro. Allora, Toro. Allora, Toro, vediamo un po'. Allora, Toro, questa sarà con tutta probabilità, una settimana serena e tranquilla. Vedete questa carta qua lo dice. Questa è la carta dell'esito, la gioia. La gioia sta a indicare appunto che questa settimana ci sarà tranquillità, finalmente tranquillità. Chi è impegnato in una storia d'amore attraverserà un periodo stabile. Eccolo qua, la storia d'amore e la stabilità. Vedete il bello di questa trasmissione, di questo video. Quindi senza troppi problemi o disagi con il partner, tutto andrà una meraviglia. Poche novità invece per chi è ancora in cerca della persona giusta, quindi deve ancora gironzolare da un fiore all'altro. Arriveranno comunque momenti migliori per i sentimenti, quindi non smettere di crederci e sperarci. Quindi la speranza, come si dice, è l'ultima a morire. Conclusione, sentimentalmente per voi del Toro questa è una settimana speciale. Sul lavoro invece, per quanto riguarda il lavoro, a livello professionale il contrario. Sarà una settimana molto entusiasmante, avrete voglia di impegnarvi tantissimo per completare i vostri progetti. Vedete? Le soddisfazioni non vi faranno attendere però. Questa è la carta della fortuna, la ruota della fortuna. Cosa sta a significare? Che sarà una settimana anche sotto aspetto di fortuna e nonché lavoro abbastanza fortunata. Va bene amici? E adesso però andiamo per quanto riguarda i gemelli, per i segni del gemello. Vediamo cosa dicono le carte per i gemellini. Allora, per voi dei gemelli, questo sarà un periodo davvero complicato. Complicazione, vedete? Quindi sarà un periodo davvero complicato, sembra che le stelle non vi sosterranno troppo questa settimana e avrete un umore spento spesso e volentieri, farete un po' alti e bassi. Questo influenzerà facilmente le relazioni di coppia. Sarà quindi molto importante
cercare di gestire bene tutto per non ritrovarsi ad affrontare disagi con il proprio partner. Quindi mi raccomando, cercate di essere un pochettino più decisi del solito, va bene? Il lavoro invece, settimana difficile pure a livello professionale. Magari c'è chi sta affrontando dei cambiamenti lavorativi e non si sente ancora troppo a suo agio. Dovreste essere più tranquilli perché presto pure i rapporti con i colleghi andranno meglio. Eccolo qua. Colleghi, amicizia e colleghi, quindi andrà bene anche per quanto riguarda sull'aspetto professionale. Bene, e andiamo con il prossimo segno che è il cancro e vediamo, andiamo a preparare le carte per il cancro. Mi raccomando, se vi piace questo video, cercate di condividere con i vostri amici in modo tale che faremo crescere questo meraviglioso canale dell'esoterismo. Andiamo con il segno del cancro. Allora, il cancro. Allora, per voi del segno del cancro, questa sarà una settimana decisamente impegnativa, quindi sarà una settimana ricca di cose da fare, avete tanti movimenti da fare, questioni d'amore da affrontare soprattutto. Per le coppie che si trovano ad affrontare un periodo di crisi, questo sarà il momento giusto per discutere e mettere le cose in chiaro. Vedete? Vi faccio vedere la carta della coppia e che rappresenta anche la luna. Sarà possibile recuperare l'equilibrio perso e godersi poi un bellissimo weekend sereno e pieno di emozioni. Per quanto riguarda invece il lavoro, impegni su impegni vi terranno sempre concentrati questa settimana. È infatti fondamentale non perdere di vista gli obiettivi. Non dovrete preoccuparvi troppo perché le energie saranno buone, svolgerete al meglio ogni compito prefissato o imposto. E questo ve lo dice questa carta qua. La carta della fortuna, le stelle, vedete? Perfetto. E adesso andiamo a prepararci con il prossimo segno, che è del segno del leone. Allora, andiamo con la schermata del leone per la lettura del leone, della previsione da sottoscritto. Allora, per voi del segno del leone le carte vi dicono: di fronte al primo ostacolo amoroso non vi fermerete mai, quindi anzi, in questa settimana sarete molto determinati
e decisi a fare qualcosa, a stare vicino a qualcuno, ad esempio. Non perderete mai l'entusiasmo di dedicarvi a chi realmente volete al vostro fianco, quindi vi sentite di amare, vi sentite di coccolare, vi sentite di rimanere a fianco alla persona che il vostro cuore desidera. Non perderete sicuramente mai l'entusiasmo di dedicarvi a chi realmente volete al vostro fianco. Questo dicono le carte. Sarà insomma una settimana sicuramente interessante e positiva per i sentimenti, quindi questa settimana per voi del segno del leone datevi da fare perché è una settimana molto positiva per quanto riguarda l'aspetto sentimentale. Per il lavoro invece, se avete degli obiettivi o dei sogni nel cassetto, in questi giorni farete davvero di tutto per raggiungerli. Niente, nessuno potrà fermare la vostra fermezza e passione. Segno comunque di quanto ci tenete realmente. Quindi ottima settimana per voi del segno del leone, veramente ottima settimana. Andiamo con il prossimo, che è della Vergine. Vediamo la Vergine cosa dicono le carte per voi appunto del segno della Vergine. Andiamo con la schermata della lettura. Allora, le carte per voi della Vergine dicono sarà un periodo incoraggiante dal punto di vista delle emozioni che saranno al massimo del top. Quindi, vedete? Il dono sta a indicare amore, sentimenti, con accordi appunto sentimentali, vedete? Occhio anche a dei messaggi. Questa è la carta dei messaggi, notizie, la lettera, vedete? Occhio a messaggi vocali, WhatsApp, Instagram, Facebook e via via, che vi riguardano. Quindi, in realtà, in questa settimana, infatti, tutto dovrebbe andare bene con il vostro partner. Per chi ha invece il cuore libero, arriveranno finalmente delle novità, amici. Sarà possibile fare dei nuovi incontri che potrebbero rivelarsi anche purtroppo importantissimi. Dico purtroppo importantissimi. Non bisognerà quindi sottovalutare niente, datevi da fare. Il lavoro invece, non ci saranno grossi cambiamenti o troppe buone nuove per il lavoro. Forse proprio perché sarete troppo concentrati sulle faccende d'amore e quindi vi lasciate un po' abbandonare sul lavoro. Se avete degli obiettivi continuate comunque a seguirli e inseguirli, perché prima o poi qualcuno vi troverà. Ok? Quindi prima o poi qualcuno vi troverà. E adesso andiamo con la bilancia. Vediamo per coloro della bilancia. Noi andiamo con la schermata.
Allora, per voi del segno della bilancia, le carte vi dicono: durante questa settimana dovrete cercare di tenere sotto controllo diversi aspetti di vita. È probabile che siate agitati per alcune questioni e il vostro umore potrebbe facilmente risentirne, quindi scattate subito col nervosismo, con prendervela con i familiari che non c'entrano niente. Se siete impegnati in una storia d'amore, è quindi probabile che anche il vostro partner non prenda bene il vostro momentaccio di nervosismo, quindi vi troverete tutti contro causa per il vostro carattere di cacca. Lavoro. L'insofferenza di questi giorni potrebbe derivare proprio da alcune situazioni lavorative. È possibile che non ci siano troppe gratificazioni di tipo economico. Attenzione però alla gestione delle spese. Non spendete troppo, non dovete spendere così a come vi viene, a casaccio. Pensateci prima di spendere. Allora, è arrivato il momento del segno Scorpione e noi andiamo subito a verificare con una lettura di carte, o meglio con una previsione attraverso la lettura di carte per il segno dello Scorpione. Ecco qua. Allora, le carte dicono per voi del segno dello Scorpione: questa sarà una settimana interessante perché le energie saranno molto positive, quindi ci sarà felicità. Vedete la carta della felicità? Non lo dico io, sono le carte che parlano. Io le vado solo a interpretarle, a leggere. Quindi probabilmente sarete un po' pensierosi, ma alla fine non darete troppo peso ai dubbi, timori e preoccupazioni che vi assillano, ma cercate di essere un po' più positivi, perché se pensate a positivi, voi non avete altro a che fare con la positività. Se poi vi tirate la negatività addosso, tutto comincerà poi a andarvi male. Di fronte ad una persona sarete piuttosto intuitivi. Questo vi farà capire subito qualcosa in più rispetto a chi avete di fronte. È comunque consigliabile riflettere in ogni caso, quindi fate un bel sospiro, contate fino a 10 e aspettate prima di agire. Il lavoro invece, le buone idee non mancheranno e sarà una settimana rassicurante a livello lavorativo e non solo. Il motivo? Arriveranno delle notizie interessanti al punto di vista economico che vi faranno sentire più leggeri. Ok? Quindi ottima settimana per voi dello Scorpione. E adesso ci andiamo a preparare per il Sagittario e vediamo cosa dice il Sagittario.
Le carte dicono per voi del segno del Sagittario che in questo periodo, per voi, nati sotto a questo segno zodiacale, sarà importante dedicarsi al proprio partner. Ok? Questo soprattutto se non si sta affrontando un momento sereno, e non si tratta solo di amore. La persona che sta al vostro fianco, vi capisce, vi comprende, soprattutto vi sostiene anche. Questo vi farà sentire molto meglio e vi aggiusterà la giornata. Però poi il resto della settimana dovete un pochettino cercare di capire cosa volete da grandi. Ok? Lavoro invece potrebbe esserci dei momenti problematici sul campo professionale. Non si tratterà di ostacoli impossibili da superare, ma sicuramente l'impegno sarà fondamentale per risolvere. Ok? Perché ci sono problemi, a quanto pare, economici. Vedete le carte del denaro? Qui ci sono problemi economici che dovete risolvere. È chiaro? E adesso andiamo con il prossimo segno, che è lo Scorpione. Vediamo lo Scorpione cosa dice. Andiamo con la schermata. Allora, per voi del segno dello Scorpione, le carte vi dicono: in questi giorni dovrete tenere gli occhi ben aperti sul modo di fare, di come vi muovete, di come agite, sulla vostra maniera di agire. Il vostro comportamento sarà importante e influente per quanto riguarda i rapporti. Comunque bisogna considerare che per questa settimana non sono previste delle grandi novità per le relazioni o per i single in cerca di qualcuno di speciale. Occhio anche voi a dei messaggi, potrebbero essere Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp e così via. Arriveranno messaggi interessanti. Occhio, non mollate il vostro telefonino. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete fare la giusta attenzione per l'atteggiamento anche sul posto di lavoro. In questo modo si potranno evitare facilmente guai e disagi pure con i propri colleghi. Siate ottimisti nei confronti del futuro. Va bene? E adesso andiamo con l'Acquario. Andiamo con l'Acquario.
Allora, per voi del segno dell'Acquario, le carte vi dicono che è probabile che sarete un po' fiacchi e giù di morale in questi giorni di agosto. Intorno alla fine della settimana, comunque, qualcuno potrebbe nutrire dei profondi dubbi nei confronti della relazione con il partner. Sarà sicuramente importante fare chiarezza, sì, in questo senso, per riuscire a trovare di nuovo un punto di equilibrio. Non sarà comunque il caso di scoraggiarvi e non dovete assolutamente creare confusione, perché la coppia esiste, ci sta, il sole uscente sta a indicare un ottimo futuro, quindi è inutile creare disguidi e confusioni. Ok? Sul lavoro per voi dell'Acquario, le poche energie e la poca forza renderanno questo periodo un po' difficile da affrontare. Ok? Gli impegni si faranno sentire, ma è il vostro dovere risolverli. Vietato, insomma, tirarsi indietro. Ok? Ed era così l'Acquario. E adesso andiamo con l'ultimo dei segni, che è il pesce. Vediamo i pesciolini cosa dicono. Allora, per voi dei pesci, andiamo subito con la lettura. Allora, per voi dei pesci, le carte vi dicono che sarà una bella settimana per chi è impegnato in una relazione di coppia, ma sarà un periodo interessante pure per i cuori solitari, anche per i cuori solitari. I single, infatti, potranno fare dei nuovi incontri e delle nuove conoscenze addirittura. Sarà importante il non illudersi, perché non è detto che si apriranno nuove importanti relazioni amorose. Mai dire mai, però. Sul lavoro invece non ci saranno troppe novità sul fronte professionale. Chi ha degli obiettivi prefissati non deve comunque abbandonare i suoi principi. Impegnarsi è sempre la strada giusta per il successo e le gratificazioni. Quindi ottima settimana anche per voi del segno dei pesci. Bene, noi abbiamo finito anche quest'oggi con l'oroscopo di questa settimana, che è dal 24 agosto al 30 di agosto 2020. Quindi amici, non dimenticate di iscrivervi a questo bellissimo canale in modo tale che cresceremo insieme sempre di più. Va bene? Noi ci sentiremo la prossima settimana con la lettura o la previsione, meglio dire, del nuovo oroscopo. A tutti quanti voi un abbraccio in particolar modo e, come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi tutti. A risentirci, buona fortuna.